Nella sala consigliare di Porto Tolle è stato presentato Delta Farm, l'idea di villaggio turistico completamente integrato con l'ambiente proposto da Human Company, che ha vinto il bando Future promosso da Enel. Parlando di numeri, si tratta di cantieri per 100 milioni di euro, tra la demolizione e la contemporanea realizzazione del villaggio, che prenderà appunto il posto della centrale. Ascoltiamo Marco Galletti, amministratore delegato del gruppo Human Company, che descrive il progetto. Lo vorremmo far diventare un'attrazione del food, dell'eccellenza culinaria. Il territorio anche questo lo permette e noi credo che abbiamo l'esperienza e la conoscenza per poterlo fare. La terza cosa che stiamo mettendo a punto, infatti mi dispiace, più che un progetto sarà un'idea perché i tempi ancora non lo hanno permesso, poi Enel mi ha comunicato soltanto stamani mattina di essere stato il prescelto, perciò questa è una verità. È una giustificazione perché la parte sportiva, diciamo così, che per noi sarà una destinazione vera. Sindaco, le chiedo di essere invitato fra qualche mese per farvi vedere nel dettaglio cosa vuol dire la parte sportiva. Non mancherò sicuramente. Nel caso specifico del progetto di Porto Tolle, questo qui è un po' quello che vi ho detto prima sintetizzato. Noi vorremmo fare il villaggio nella parte sud dell'attuale centrale per chi conosce la zona. Ovviamente questa è un'idea di massima del villaggio e poi dovrà essere messa a punto con la parte della laguna, ma un altro aspetto è che io do sempre per scontato, ma spero lo sia, per noi sarà fondamentale per l'accesso al mare attraverso la strada sterrata, perché il sogno di prendere la bicicletta, andare a piedi e da lì andare sul mare in una strada dove non c'è traffico, dove non passa nessuno, non vogliamo toglierlo. Ecco, io do per scontato che quella strada ci sia, sindaco, se no mi alzo la mia. Queste sono tutte parti del villaggio, del progetto che abbiamo fatto, ovviamente chi è stato in commissione l'ha visto. Ecco, cosa porteremo a Porto Tolle? Noi porteremo sicuramente i turisti. Ad oggi, l'anno scorso vi dicevo, le presenze del nostro gruppo sono state 4 milioni e 100, nel 2018 supereremo i 4 milioni e mezzo, spero di arrivare quasi a 5. Porteremo l'eccellenza dello sport e questo ve lo garantisco. Noi stiamo facendo un progetto assolutamente interessante, mettendo dentro le migliori esperienze che abbiamo e prendendo dall'esterno le migliori professionalità che ci sono a livello mondiale. Una persona verrà a seguire questo progetto, ora veramente per riservatezza fino all'estate non posso dirlo, sta già lavorando con noi perché nei nostri villaggi ci sia l'attenzione massima per il benessere e per lo sport. A Porto Tolle nel caso specifico faremo particolarmente attenzione agli sport acquatici e tra gli sport acquatici al surf. Faremo diventare la parte nord di Porto Tolle la destinazione italiana ma probabilmente europea per gli appassionati di surf. Per ora abbiamo soltanto messo un laghetto, è quello che mi ha autorizzato lui, di più non potevo mettere, perciò quando il sindaco ci invita andremo nel dettaglio. La parte sportiva ancora più importante rispetto a quelle che abbiamo nei villaggi attuali, questo perché dovrà diventare un'attrazione per gli italiani, ma anche perché nella bassa stagione noi pensiamo che quella zona ha tutte le caratteristiche per poter essere destinazione anche per atleti, sia professionisti che dilettanti che vogliono venire ad allenarsi in tutti gli sport. Col sindaco Claudio Bellan di Porto Tolle, una giornata importante, la presentazione di un progetto che potrebbe dare veramente un impulso turistico alla nostra zona. Si parla addirittura di 8.000 presenze giornaliere, un investimento dei 60 ai 100 milioni di euro, che vede voi protagonisti dell'amministrazione, o sbaglio?
Sì, ieri è stato il culmine di un, di un lavoro che è in atto dal 2014, dal momento in cui l'ENE ha comunicato che non farà più il progetto di ambientalizzazione a carbone della centrale. Ci si è messi da subito come amministrazione comunale a vedere cosa è possibile fare su questo sito. L'interlocuzione con Enel, il lavoro fatto insieme ad Enel e insieme ad altri, e naturalmente il mondo istituzionale, il governo e chi ci ha sostenuto in questi anni, ha portato al risultato che ieri abbiamo visto e che secondo me è un grande risultato, perché un imprenditore che ha voglia di scommettere sul nostro territorio, credo che noi dobbiamo dare la massima disponibilità a che questo possa succedere. Ecco, l'imprenditore, che è un'azienda importante tra le leader mondiali fiorentine, diceva che però ci vuole una sinergia tra Enel e voi anche per accelerare i tempi. Lui ha parlato che noi ci impegniamo, azienda, in 12 mesi a sistemare il sito, però abbiamo bisogno di una collaborazione da parte dell'amministrazione. Questo voi riuscirete a garantirlo, anche in funzione poi del fatto che ci sono le votazioni? Beh, è ovvio che c'è un iter complesso e lungo. Qua bisogna fare un cambio di estensione d'uso dell'area sostanzialmente, e quindi si va da un'area industriale che è l'attuale ad un'area commerciale e turistica che sarà quella di riferimento. Questo iter prevedono insomma, dei passaggi importanti all'interno dell'istituzione comune, in primis, e regione poi, che sono quantificati mediamente attorno ai 12 mesi. Quindi si potrebbe rispettare i tempi che diceva appunto l'imprenditore, 2020 si apre questo sito. Io credo che il 2020 sia un obiettivo ambizioso, ecco, diciamo. Ecco, sicuramente 2021 sicuramente con certezza. 2020 è un obiettivo che ci siamo posti tutti proprio perché non dobbiamo stare qua a guardare, ma impegnarci tutti e tutti in modo forte ed efficace, compresa la Regione che purtroppo ieri non è venuta per la motivazione del convegno, non so per altri motivi. Certamente la Regione è strategica in questo tipo di situazione, quindi io spero, sicuramente sarà così, la Regione insomma, dovrà dare il suo supporto. Ringrazio il Sindaco, ecco, io ricordo solamente i dati che sono venuti appunto fuori in questa riunione: un investimento teoricamente 80 milioni di euro, importante, 400 persone più o meno saranno impiegate, 8.000 presenze, quindi anche la creazione di un indotto straordinario. Ben vengano queste cose per il nostro territorio. Certamente questo è un investimento che io lo valuto al di là dei numeri che sono importanti già per sé, ma certamente secondo me è un volano, è un inizio di un volano che può portare a molti altri investimenti e finalmente a sdoganare questo nostro territorio da territorio, diciamo, di visitazione con un turismo insomma, che oggi ancora non ha decollato. Attraverso questo progetto secondo me decolla. Lo ha detto ieri l'imprenditore: questo territorio deve diventare una meta turistica. Ecco, noi puntiamo a questo. La ringrazio.